Non basta l'1-0 allo Sporting Center, la vigor per conti di Andrea Persia per accedere agli ottavi di finale. L'Ostia Antica di Alberto Cerrai, in virtù del 2-0 del match d'andata, si qualifica al turno successivo in Coppa Italia di promozione. Prima azione offensiva di Marca Blaugrana, lancio lungo al quinto per Bruno, Sfera che arriva a Barbarisi con il numero 7, il quale prova la conclusione di destro. Sfera che termina fuori misura. Il match cambia subito al 9° minuto da rimessa laterale, pallone che arriva a Perozzi con il numero 11 in maglia blaugrana, che viene atterrato in area di rigore. Per il direttore di gara non ci sono dubbi ed è penalty. Dal dischetto Blaugrana con Barbarisi, il quale con il destro non sbaglia. 1-0, qualificazione riaperta. Ostia Antica che si scuote e si fa vedere da rimessa laterale al 16°, conclusione strozzata, para di Stefano, poi ancora vigor per conti da punizione, colpo di testa di Bruno, alto sopra la traversa, vigor che spinge da corner, palla ad uscire, Spera che arriva ancora al numero 11 Perozzi, il quale prova il destro al volo, palla che termina di poco in out. Ostia Antica che si fa vedere invece nel finale di frazione in ripartenza, lancio lungo per Scibilia con il numero 10 in maglia bianconera che prova il cross basso, Sfera sul quale non arriva nessuno. Le immagini passano allora al secondo tempo, vigor per conti al 14°, cross che termina sul fondo, vigor che agisce per lo più sugli esterni, cross potente di Bruno, esce Barraco costretto al doppio intervento, il numero 1 ospite blocca Blaugrana che da punizione provano ad essere velenosi, colpo di testa fuori misura. L'azione più importante nel secondo tempo per i padroni di casa arriva al minuto numero 33, lancio lungo per Barbarisi, il numero 7, migliore in campo in area di rigore, prova la conclusione, alta non di molto, vigor vicino al 2-0. Ostia Antica che con mestiere tiene però il minimo vantaggio nel finale, è ancora Scibilia a prendere per mano i suoi, conclusione di destro fuori misura. 5 i minuti di recupero decretati dal signor Giovanchelli di Formia, poi basta così, Ostia Antica che passa agli ottavi di finale.